Terza apertura regionale su pista nel segno dei lanci. Ad Arzignano, sotto una pioggia battente, sono stati i giovani a lasciare il segno, mettendo in evidenza la qualità del vivaio veneto. Nel getto del peso, bella prova dello junior padovano Andrea Caiaffa, non ancora diciottenne, che alla prima gara della carriera con il peso da 6 kg ha lanciato a 16,72. Per la categoria è la seconda misura italiana di questo primo scorcio di stagione, a meno di un metro dal lasciapassare per gli europei juniores di Rieti. Le aspettative erano queste, sopra i 16 metri, anche perché sono 6 mesi che non lancio il peso in allenamento per un piccolo problema al polso. E la gara è andata per queste condizioni, sotto la pioggia, con la pedana scivolosa e anche il peso, bene, possiamo dire, dai, sono contento. Andrea Caiaffa, non in perfette condizioni fisiche, è ancora in attesa di operare il polso. L'intervento avverrà a settembre, ma nel frattempo lo junior padovano continua a mietere metri fra peso e disco. Ci sono i campionati italiani a Rieti a metà giugno e un mese dopo, dal 17 al 21 luglio, ci sono gli europei dove gareggerò nel disco, ho già fatto il minimo e si spera di entrare in finale. In crescita nel peso anche l'allievo Luciano Boidi, arrivato a 16,75 con il peso da 5 kg, 4 cm oltre il suo primato personale assoluto e 10 al di là della sua miglior misura all'aperto. Cercavo di un minimo per i mondiali, almeno andare su per 17, ma le condizioni non l'hanno permesso. Un primo lancio abbastanza buono che il personale, però poi è iniziato a piovere e non sono riuscito a mostrare quello che potevo riuscire a fare, però mi accontento e pensiamo adesso tra una settimana ai regionali di qualificazioni per gli italiani. Poco sotto i 12 metri invece l'allieva padovana della Libertas Samp Micol Scapolo, che ha lanciato ad 11,72. Per lei, dopo il campionato cadetti di Jesolo, la nuova sfida parte dalla categoria allieve. Oggi non molto bene perché c'erano le condizioni non molto favorevoli, però 11,72 una misura abbastanza buona. C'era la pedana abbastanza bagnata, dunque avevo un po' paura e si scivolava anche un po'. Fra le assolute è Mavi Cestonaro a gettare più lontano il peso, per lei un 11,57. Questa stagione parte abbastanza bene, visto che oggi comunque, viste le condizioni climatiche, non erano proprio le migliori, e sono contenta. Adesso io sto cercando di fare il minimo per i campionati assoluti e quindi insomma spero nelle prossime gare di riuscire ad arrivare a questo minimo. Continuo a fare atletica perché è la mia passione e insomma sì, alla fine si vive di atletica a casa, pane atletica sempre. Ed infatti anche ad Arzignano assieme a lei c'era la sorella Ottavia, alle prese con i lanci in vista degli italiani di prove multiple. Nel giavellotto applausi per l'allieva vicentina Ilaria Casarotto e per i talenti emergenti della provincia di Verona. 56,44 per lo junior Lorenzo Vesentini nella gara vinta da Sandro Gobbo, 54,39 per l'allievo Thomas Fabrici e 51,46 per il tricolore cadetti 2012 Jordan Zinelli. Arzignano, terra di grande tradizione per l'atletica leggera, ha ospitato la terza apertura mettendo in mostra il numeroso settore giovanile, staff d'eccezione al servizio della kermesse regionale. Fortunatamente ad Arzignano ci sono tanti giovani che fanno sport. Quest'oggi siamo qui a parlare dell'atletica Arzignano, che con Cristian Belloni, il nostro referente di zona, sta facendo un lavoro stupendo ed è tornato da uno staff qualificato che ogni volta mi aggiorna su anche gli istruttori e siamo fortunati ad avere un team del genere. Ed a livello territoriale è l'Ovest Vicentino a raggruppare l'ingente attività giovanile. Bel gruppo, 120 ragazzi di questa zona dell'Ovest Vicenza, che comprende 4 società tra Baldagno, Arzignano, Campo, Montecchio. Da segnalare la presenza anche di Achille Belloni di Euroventilatori International, il partner principale del comitato regionale, e Benzina dell'atletica leggera di Arzignano. L'azienda è vicina all'atletica leggera di più di 30 anni
E noi facciamo ventiatori industriali e abbiamo sponsorizzato dall'inizio l'atletica. Tornando alle gare ed in particolare agli ostacoli, si è rivisto anche Francesco Toffolo, campione italiano cadetti, alle prese con le nuove altezze fra gli allievi. Tanta difficoltà, si aumenta le misure sia degli ostacoli che della lunghezza, c'è tanta differenza perché poi gli avversari sono molto più forti, però è meglio avere gente che ti tira così, spinge anche di più. Venivo con l'obiettivo di migliorare il precedente tempo, non mi è andata proprio benissimo, pensavo un attimo meglio. Spero ai regionali della prossima settimana di migliorare di molto, poi siamo ancora all'inizio della stagione, c'è ancora tanto tempo per migliorare. Nei 200 sono 2 giovani di origini africane a far parlare di sé. Al femminile la quindicenne Cristiana Sette a chiudere per prima con 26,06. La mia passione è pallaatletica, mi piace moltissimo, quindi non ho mai smesso di pallaatletica e mi sogno anche attuare, dovrei smetterla. Quindi ho fatto per tempo nel 200, vuol dire che fare atletica mi porta dei buoni risultati. Al maschile spunta il nome di Minugu, atleta che ha siglato di recente il record del Burkina Faso, suo paese d'origine, nei 400. Per lui un 22,22 ottenuto nella città dove si allena. È andata benino perché in partenza sono un po' scivolato. Speravo di fare meglio ma va bene così. Vediamo le prossime gare come vanno. Ho iniziato per una rivalità con un compagno che era venuto qua. E io volendo batterlo mi sono iscritto e dopo mi è piaciuto e ho voluto continuare. Spazio anche alla marcia ad Arzignano e dalle Siepi, dove lo junior emergente Leonardo Feletto, scuola Silca, conferma i progressi ottenuti di recente. Per lui le Siepi stanno diventando una prospettiva sempre più concreta. È la gara in cui riesco meglio, anche perché sul piano vedo che gli altri mi danno un po' più distacco rispetto alle Siepi, dove riesco a cavarmela meglio. L'anno scorso avevo provato a fare un 2000 Siepi così per vedere come andava e era venuto fuori il minimo per gli italiani subito alla prima gara, e allora anche quest'anno ho provato con i 3000, siccome sono passato di categoria e sì, niente, questa era una gara per provare la distanza e è venuto fuori il minimo di 6 secondi, però comunque c'è il minimo almeno.